ci saranno novità, perché e non vedo l'ora insomma di poter dare delle novità che insomma stiamo attendendo tutti, devo dire, da molto tempo. Il sindaco di Cadone che parla per la prima volta dopo l'annullamento delle prime 22 multe del Velox lungo la vecchia strada del Santo e annuncia importanti novità per i prossimi giorni. Per quanto mi riguarda la situazione è molto chiara, stanno lavorando i nostri legali e devo dire che la sintesi arriverà davvero a giorni. Ieri c'è stato un consiglio comunale in seduta segreta, è andato davvero molto bene, maggioranza e minoranza hanno lavorato assieme per comprendere e condividere molti aspetti. Gli aspetti potrebbero riguardare proprio l'inchiesta della procura. Il sindaco pensa anche alla tutela dell'ente che potrebbe essere a sua volta danneggiato da questa vicenda che ha animato tutta l'estate. Ci sono delle indagini su 2 funzionari, insomma, indipendentemente da come andrà il procedimento penale a carico di questi funzionari, noi la nostra parte diciamo, amministrativa andrà avanti a tutela dell'ente, a tutela dei cittadini multati e devo anche aggiungere a tutela dell'immagine dell'ente e del sindaco che a mio avviso in questa vicenda sono parte lesa e quindi dovranno intraprendere le giuste iniziative a sostegno dei cittadini multati e anche dell'immagine dell'ente.